I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Cinema Teatro di Ani fu fondato dai fratelli del Gaudio, proprietari di un enorme giardino in via Luca Giordano al Vomero, quando la collina era soltanto un insieme di villette. Costruirono sul progetto dell'architetto Leto un teatro in omaggio alla dea cacciatrice, Diana. La sala, ampia ed elegante, è capace di circa 1500 posti, loggiato compreso, attrezzata modernamente per cinema e varietà. L'inaugurazione, con l'intervento del principe ereditario Umberto di Savoia, avvenne il 16 marzo del 1933. L'ambiente migliore del Vomero prese a frequentare il teatro e ad assistere agli spettacoli che andavano dalla prosa alle audizioni di Piedigrotta, fino ai film. Il principe Umberto ne era assiduo frequentatore, tanto che i fratelli del Gaudio, per accoglierlo degnamente, furono costretti a costruire uno speciale palchetto. Direttore dell'orchestra per lunghi anni fu il maestro Giuseppe Cioffi e numerose furono le piedigrotte dello stesso presentate al Diani. Nel 1945 la sala crollò, ma fu ricostruita dall'architetto Gino Avena e riaperta a distanza di un anno. Un altro teatro Diana, piccolo locale con pedana per gli artisti e una sala contenente non più di 100 posti, sorse alla Galleria Umberto I, nei pressi del Caffè Romano. Ebbe vita breve, 2 anni appena, dal 1926 al 1927. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o nel peggiore dei casi non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate